Come cambierà la viabilità? Sì, praticamente la gara podistica si svolge su un anello molto grande che va dal lungomare a Via Prandina, Corso Buenos Aires. E la viabilità quindi sarà praticamente vietata su tutte le strade dove passeranno i podisti, salvo qualche caso, salvo mezzi di emergenza, per cui si interrompe anche la gara, o in casi particolari si vedrà il da farsi, ma diciamo è vietata. E cerchiamo di lasciare dei percorsi alternativi, cioè lasciamo il casello dell'autostrada è libero e un percorso alternativo è quello dell'Aurelia, perché praticamente mettendo via Romana a doppio senso per quelle 2 ore si può salire e scendere dall'Aurelia da lì, quindi da Piazzale della Franca via Castagnola, circonvallazione, si può bypassare tutta la città di Chiavari, quindi chi percorre l'Aurelia da Sestri verso Rapallo o viceversa non dovrebbe avere se non qualche piccolo rallentamento, questo ci dovrebbe aiutare. E poi ci saranno alcuni punti in cui pur passando la gara non ci sarà una chiusura totale, tipo da via Brizzolara per andare verso il mare, ma tra un podista e l'altro ci saranno i nostri uomini che cercheranno di far passare e io spero che la giornata festivia ci aiuti anche. Qual è l'orario? A che ora inizia la gara e a partire da quando appunto le strade iniziano ad essere bloccate? E diciamo, l'orario previsto è 9.45 e 11.45, quindi sarebbero 2 ore. Calcoliamo anche un po' prima, un po' dopo, ci può essere qualche ritardo nella partenza, ma io spero che a mezzogiorno sia tutto finito. Bene. Quindi riguarda soltanto la mattinata, il pomeriggio è tutto ripristinato regolarmente. Sì, riguarda soltanto la mattinata, il pomeriggio è regolare.